Durante un'operazione di soccorso, gli operatori del SUEM 118 della US 5 Rodigina sono rimasti coinvolti in un incidente, travolti da un'auto in corsa. La UIL Veneto esprime loro massima solidarietà e vicinanza, sempre in prima linea al servizio degli altri, in qualsiasi condizione, in qualsiasi momento del giorno e della notte. Anche loro non sono purtroppo esenti dai rischi sul lavoro. L'incidente è accaduto questa mattina lungo la statale 434 Transpolesana. 6 i feriti. Secondo quanto è stato ricostruito, verso le 8:40 lungo la statale è accaduto appunto un sinistro. Un autoarticolato si è messo sulla statale, un'auto aveva rallentato per cedergli il passo ed era stata tamponata da un'altra auto. L'ambulanza si stava recando sul luogo dello scontro in emergenza quando è stata travolta a sua volta da una vettura. Sembra che l'autista dell'ambulanza sia ferito gravemente, come l'infermiere, e li trasportati ai nosocomi di Verona e di Padova in prognosi riservata. 6 i feriti, tutti coloro che erano a bordo dell'ambulanza, tutti operatori del SUEM e tutti i ricoverati. È stato necessario chiudere la strada al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Zaia ha reso noto di seguire l'evolversi della situazione che apparentemente si mostra grave, esprimendo solidarietà e vicinanza agli operatori. Aragoste, astici, gran seole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.